un interessante convegno sulla sicurezza alimentare alla presenza di tanti qualificati operatori del settore. Sì, uno dei compiti della scuola è quello di aiutare e guidare i ragazzi all'acquisizione di corretti stili di vita e lo stile, diciamo, alimentare, chiamiamolo così, è fondamentale. E oggi lo trattiamo in una maniera molto completa, considerando i cibi dalla loro origine, addirittura parliamo anche di agricoltura, quindi proprio consideriamo anche l'agricoltura sostenibile, poi il consumo, la conservazione, tutte le fasi che accompagnano un cibo che deve essere, per essere sano, naturale, e che i ragazzi devono imparare ad apprezzare proprio in questo momento in cui i stili di vita corretti in realtà non sono proprio non caratterizzano i nostri giovani, che sono più portati a consumare dei cibi processati o industriali. Oggi, proprio grazie alla presenza dell'ordine degli agronomi di Agrigento, della provincia di Agrigento, è presente il presidente, il dottore Barbera, i medici dell'ASP, il tenente colonnello dei Carabinieri, e vogliamo proprio dare una visione completa della problematica, sensibilizzare i nostri ragazzi, aiutare una loro riflessione attiva e attenta, perché quello che si semina sicuramente poi permette di raccogliere i frutti, ma d'altronde dobbiamo necessariamente farlo, perché non ci possiamo permettere che il nostro pianeta, il mondo animale, le popolazioni che popolano il nostro pianeta debbano in brevissimo tempo soffrire da l'uso sconsiderato di tecniche in campo di agricoltura, nel settore enogastronomico e così via. D'altronde l'incontro di oggi, che è valido per tutti noi e per tutti i nostri ragazzi in primis, ha una particolare importanza nella nostra scuola, essendo una scuola in cui è attivo un indirizzo professionale enogastronomico. Prepariamo ragazzi a lavorare nel settore dell'enogastronomia ed è quindi giusto che abbiano le conoscenze di base corrette e acquisiscono le competenze più utili. L'Arma dei Carabinieri sempre presente per prevenire il fenomeno criminale, in particolare nel suo settore comandante, quello dell'ambiente. Un capillare attività che voi fate giornalmente in tutta la provincia con ottimi risultati, purtroppo, perché vuol dire che i fenomeni negativi sono tanti. Esattamente, l'Arma dei Carabinieri, come è abbastanza noto, diuturnamente controlla il territorio, in particolare in chiave ambientale. Oggi una pregevole iniziativa dell'Istituto Gallo Sciascia mette in relazione l'ambiente, l'alimentazione e la salute dei cittadini, in un'ottica One Health di cui sentiremo tanto parlare, quindi una visione olistica di questo sistema importante, costituito appunto da suolo, dall'ambiente in generale, dalla corretta gestione delle risorse alimentari, con una particolare attenzione anche alla filiera del controllo da parte dell'Arma, che normalmente non si sottrae ma anzi agevola questo tipo di percorsi. È basilare, perché siamo ciò che mangiamo e il concetto di cibo oggi, che è relegato ai supermercati, in realtà è un concetto di cibo che è relegato al suolo, solo che oggi peggiora giornalmente e che non dà più quelle qualità nutraceutiche agli alimenti che derivano appunto da quello che è la gestione di un suolo in maniera sostenibile. E quindi voi come agronomi vi occupate proprio di questo? Sicuramente sì, qualità del suolo, composizione organica e tutto quello che riguarda assorbimento, o per quanto riguarda anche conducibilità elettrica, in virtù delle modificazioni climatiche.